Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi vi porterò a uno dei monumenti più famosi della città eterna. È un luogo che da secoli fa sognare viaggiatori, studiosi e persone curiose. Da quasi 2000 anni si alza con i suoi grandi archi e custodisce storie di giochi, feste e cambiamenti. Stiamo parlando del Colosseo di Roma. Ma vi siete mai chiesti come è nato davvero? E sapete chi fu l'imperatore che decise di costruirlo? Questa meraviglia non è solo un edificio antico. La sua nascita segna l'inizio di una nuova Roma che riesce a cambiare un passato difficile in un simbolo di forza e di civiltà. Dopo la morte di Nerone, Roma vive un periodo pieno di paura e confusione. La città ricorda ancora il grande incendio del 64 d.C., che aveva distrutto case, templi e interi quartieri. Molti romani pensano che Nerone stesso abbia avuto una parte in quella tragedia, e questo lascia un clima di rabbia e sospetto. Al centro della città, proprio dove il fuoco aveva fatto più danni, Nerone aveva costruito la Domus Aurea, la Casa d'Oro. Non era una semplice abitazione. Era un palazzo gigantesco, con giardini, laghi artificiali, statue enormi e decorazioni di lusso. Per i romani comuni, quella casa non era un sogno, ma un'offesa. Era il segno di un imperatore che aveva pensato solo al proprio piacere, dimenticando i bisogni del popolo. Quando nel 69 d.C. sale al potere Vespasiano, la situazione cambia. Vespasiano non ama il lusso e non vuole essere ricordato come un uomo distante. Al contrario, si mostra come un comandante pratico, vicino ai soldati e alla gente. La sua idea è semplice ma forte: restituire Roma ai romani, cancellando il ricordo degli eccessi di Nerone. Per questo prende una decisione che farà la storia: costruire un enorme anfiteatro pubblico proprio sopra il lago artificiale della Domus Aurea. Dove prima c'era un giardino privato, accessibile solo all'imperatore e ai suoi ospiti, ora nascerà un luogo aperto a tutti. Non più spazi chiusi e dorati, ma un'arena di pietra, dove il popolo potrà riunirsi, divertirsi e sentirsi parte della potenza di Roma. Il progetto è grandioso. Si immagina un edificio capace di ospitare più di 50.000 spettatori, con gradinate che salgono una sopra l'altra come un'enorme montagna di archi. Non è solo una costruzione per i giochi, è un messaggio politico. Vespasiano vuole mostrare che la nuova dinastia dei Flavi porta ordine, giustizia e grandezza, al contrario del caos e degli abusi del passato. Intorno al 72 d.C. iniziano i lavori. Roma diventa un grande cantiere. Centinaia di operai, schiavi e prigionieri di guerra vengono impiegati per portare avanti il progetto. Carri pieni di pietre attraversano le strade, le cave vicino a Tivoli forniscono il travertino, gli architetti studiano come unire cemento e marmo per rendere la struttura resistente. I rumori dei martelli e delle gru si sentono ogni giorno e il paesaggio intorno alla Domus Aurea cambia velocemente. Ma i romani non protestano, al contrario, osservano i lavori con curiosità e speranza. Per la prima volta, dopo anni di paura, vedono nascere un monumento che non appartiene all'imperatore, ma a loro. Per molti, il nuovo anfiteatro è un dono, un segno di riconciliazione tra il potere e il popolo. E anno dopo anno, pietra dopo pietra,
L'anfiteatro prende forma davanti agli occhi della città, pronto ad aprire una nuova pagina della sua storia. L'anfiteatro voluto da Vespasiano è un progetto enorme, mai visto prima a Roma. Per costruirlo serve una macchina organizzata, con centinaia di squadre che lavorano insieme. Alcuni scavano le fondamenta, altri alzano archi e colonne, altri ancora scolpiscono decorazioni di marmo. Ogni parte è fatta con precisione, perché l'edificio deve resistere ai secoli. Gli storici raccontano che alla costruzione parteciparono migliaia di persone. C'erano operai esperti, architetti e artigiani, ma anche prigionieri di guerra ridotti in schiavitù dopo la conquista di Gerusalemme del 70 d.C. Erano uomini che lavoravano senza libertà, spesso in condizioni dure e faticose. Eppure, il frutto del loro lavoro ha lasciato un segno eterno. Senza di loro, il Colosseo non sarebbe stato possibile. Anno dopo anno, il Colosseo cresce come una montagna di pietra. Le mura salgono sempre più in alto, fino a quasi 50 metri. L'edificio ha 4 ordini di archi sovrapposti, che sembrano una corona gigantesca. All'interno, le gradinate sono divise in 4 livelli principali. Nel primo sedevano i senatori e i nobili, nel secondo i cittadini più ricchi, nel terzo il popolo comune, mentre l'ultimo anello era riservato alle donne e agli schiavi liberati. Era come una città in miniatura, dove ogni posto indicava con precisione la posizione sociale di chi lo occupava. Sotto l'arena viene costruito un sistema sorprendente. I sotterranei, chiamati ipogei, sono corridoi, stanze e gabbie dove si preparano animali e gladiatori in attesa. Con botole e montacarichi di legno, uomini e bestie potranno apparire all'improvviso al centro dell'arena, creando effetti spettacolari pensati per stupire la folla. È una dimostrazione della grande abilità tecnica dei Romani, capaci di unire ingegneria e scenografia. Nel 79 d.C., quando i lavori non sono ancora finiti, Vespasiano muore all'età di 69 anni. Aveva governato per 10 anni, restituendo stabilità a Roma dopo il caos di Nerone. La sua morte lascia un'eredità incompiuta, ma anche un figlio pronto a raccoglierla. Nato nel 39 d.C., Tito ha 40 anni quando diventa imperatore. È un uomo conosciuto e amato dai Romani, anche per il suo coraggio come generale durante l'assedio di Gerusalemme. Sotto Tito, il cantiere del Colosseo continua senza sosta. Ogni giorno i Romani vedono crescere l'anfiteatro, sempre più grande, sempre più imponente. Già prima dell'apertura ufficiale, chi arriva a Roma resta senza parole. Nessun altro edificio dell'impero ha la stessa forza visiva. Nell'anno 80 d.C., Roma si prepara a un evento mai visto prima. Dopo anni di attesa, l'enorme anfiteatro voluto da Vespasiano e completato dal figlio Tito apre finalmente le sue porte. L'imperatore sa che questa inaugurazione deve segnare una svolta. Non è solo una cerimonia, ma un'occasione per mostrare al mondo intero la forza e la generosità della dinastia Flavia. Le fonti antiche raccontano che i festeggiamenti durarono 100 giorni consecutivi. Ogni mattina e ogni sera la città vibrava di vita. Migliaia di spettatori entravano nelle gradinate, riempiendo ogni posto disponibile. Le persone arrivavano non solo da Roma,
ma anche dalle province lontane, richiamate dalla fama di un evento unico. Gli spettacoli erano grandiosi. Dalle regioni più remote dell'impero arrivarono animali esotici, leoni e pantere dall'Africa, orsi dall'Asia minore, persino elefanti e coccodrilli che suscitavano paura e meraviglia. Nelle cacce organizzate, i cacciatori affrontavano queste bestie feroci in scene che celebravano la supremazia di Roma su ogni terra conquistata. Ma non erano solo gli animali a stupire la folla. I gladiatori combattevano tra loro in duelli che accendevano le emozioni del pubblico. Alcuni erano schiavi che vedevano nella vittoria una speranza di libertà. Altri erano professionisti addestrati, diventati celebri come veri eroi popolari. Ogni colpo di spada, ogni ferita, ogni gesto di coraggio diventava parte di un racconto che il popolo avrebbe ricordato a lungo. Le cronache parlano anche di ricostruzioni storiche. Intere battaglie venivano inscenate nell'arena. Non solo semplici duelli, ma veri e propri scontri di massa, con centinaia di uomini armati che imitavano le guerre del passato, come la conquista di città nemiche o le vittorie contro i barbari. Alcuni autori antichi ricordano persino che, nei primi anni, l'arena fosse allagata per simulare battaglie navali, le cosiddette naumachie. Si trattava di spettacoli complessi, perché richiedevano enormi quantità d'acqua portata attraverso condotti e canali sotterranei. Navi leggere, costruite apposta per lo spazio ristretto dell'anfiteatro, venivano fatte galleggiare nell'arena. I combattenti, spesso prigionieri condannati a morte, si affrontavano come in una vera battaglia marina. Talvolta venivano scelte scene tratte dalla storia o dalla mitologia, come lo scontro tra greci e troiani o le guerre contro i pirati. Per i romani era incredibile vedere il mare ricreato nel cuore della città eterna, nello stesso luogo dove poche ore prima gli spettatori avevano assistito a cacce e duelli. Il Colosseo divenne così il centro della vita pubblica. Non era soltanto un luogo di divertimento, ma anche un palcoscenico politico. Ogni imperatore che offriva giochi e feste rafforzava la propria immagine e il legame con il popolo. Entrare in quell'anfiteatro significava sentirsi parte dell'impero più potente del mondo. E anno dopo anno, spettacolo dopo spettacolo, le sue mura risuonarono di grida, applausi e passioni, fino a far entrare il Colosseo nell'immaginario collettivo come simbolo di grandezza e di eternità. Per oltre 2 secoli il Colosseo rimase il cuore della vita di Roma. Ma con il passare del tempo l'impero cambiò. Le invasioni, le crisi economiche e la diffusione del cristianesimo trasformarono il gusto e le abitudini della città. I grandi giochi gladiatori iniziarono a diminuire, fino a scomparire del tutto nel V secolo. Le mura che un tempo avevano risuonato di applausi e grida di gioia cominciarono a cadere nel silenzio. Con la fine degli spettacoli, l'anfiteatro non perse subito la sua grandezza, ma la mancanza di cure lo rese fragile. Già nel Medioevo alcune parti erano crollate a causa di incendi e terremoti. Il colpo più duro arrivò nel 1349, quando un violento sisma fece cadere un'intera sezione del lato sud. Da quel momento, le pietre e le colonne cadute vennero riutilizzate per costruire chiese,
palazzi e perfino strade della città. In quei secoli il Colosseo non era più un luogo di spettacolo, ma quasi una miniera di pietra a cielo aperto. Eppure, nonostante le ferite, il suo fascino non scomparve. I pellegrini che giungevano a Roma lo guardavano come un luogo misterioso, legato al sangue dei martiri cristiani. Alcune tradizioni dicevano che lì avessero trovato la morte molti fedeli perseguitati, e per questo il Colosseo si trasformò poco a poco anche in un simbolo di fede. Le croci innalzate nell'arena e le processioni religiose cambiarono il significato del monumento, da teatro di violenza a luogo di memoria e di preghiera. Con il passare dei secoli, il Colosseo continuò ad attirare sguardi e racconti. Nel Rinascimento e nell'età barocca, molti artisti e viaggiatori lo visitarono, affascinati dalle sue rovine maestose. Pittori e poeti lo descrivevano come un gigante ferito, ma ancora capace di raccontare la grandezza di Roma antica. Nell'Ottocento iniziò una nuova fase. Con l'unità d'Italia e la nascita di Roma capitale, il Colosseo fu visto non più come un luogo da cui prendere pietre, ma come un tesoro da proteggere. Papi e re promossero i primi grandi restauri. Vennero rinforzate le arcate, costruiti muri di sostegno per impedire nuovi crolli, e il monumento tornò a mostrarsi come simbolo di una nazione che cercava le proprie radici. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando Roma cercava di rialzarsi dalle macerie, il Colosseo divenne uno dei luoghi più visitati e fotografati al mondo. Ogni anno milioni di persone arrivavano da tutti i continenti per camminare tra i suoi archi, toccare le pietre antiche e immaginare i gladiatori e le folle che un tempo riempivano l'arena. Per gli italiani non era soltanto un ricordo dell'impero, ma anche un biglietto da visita del paese intero. Nel 2007 il Colosseo è stato scelto come una delle nuove 7 meraviglie del mondo moderno, un riconoscimento che ha confermato il suo valore non solo per l'Italia, ma per tutta l'umanità. Quel titolo ha rafforzato il suo ruolo di ponte tra passato e presente, tra memoria storica e identità culturale. Passeggiando al suo interno, i visitatori possono ancora vedere le gradinate, i corridoi e i sotterranei dove si preparavano gli spettacoli. Guardando dall'alto l'arena, si può immaginare il rumore della folla, il ruggito degli animali, il clangore delle armi. Ogni dettaglio è un ponte tra ieri e oggi, e per l'Italia resta un dono al mondo intero, un segno che la nostra storia non appartiene solo al passato, ma continua a illuminare il cammino dell'umanità. Così finisce la nostra storia di oggi. Il Colosseo ci ricorda che la forza di Roma non è stata solo nelle armi o negli imperatori, ma nella capacità di creare simboli destinati a vivere per sempre. Nato come dono al popolo, divenuto poi rovina, luogo di fede e infine meraviglia del mondo moderno, questo anfiteatro è il segno di un'Italia che sa trasformare la memoria in eredità universale. Oggi il Colosseo non appartiene soltanto a Roma, ma a tutta l'umanità. Le sue pietre parlano ancora, insegnano, emozionano e uniscono popoli diversi sotto lo stesso cielo. È il cuore eterno dell'Italia che continua a battere davanti agli occhi del mondo. Se vuoi continuare a scoprire i protagonisti, i luoghi e le tradizioni che raccontano l'anima dell'Italia, resta con noi.
Ogni settimana un nuovo viaggio ti aspetta, qui su Il Cuore d'Italia.